È che per me è molto difficile parlare di Mario, ma è difficile perché dovrei usare parole che non appartengono al mio vocabolario, parole più grandi di me. Diciamo che Mario Trevi è stato uno dei miei idoli, no? Perché quando eravamo piccoli io sentivo Mario Mer, Mario Trevi, insomma, e altri artisti di quei tempi. Diciamo che con Mario Merola ho avuto un rapporto, diciamo, più artistico, con Mario Trevi ho avuto un rapporto più amichevole, proprio che ero un malato di Sergio Bruni in tutto questo. E tu devi sapere che Mario Trevi, quando io dicevo che mi piace Sergio Brunissimo, dice guarda che questa canzone qua, sai, cantava Parigi, e facevamo delle discussioni artistiche. Di Mario Trevi la cosa che mi è sempre piaciuta è il valore della famiglia. È uno che è stato sempre serio. La gente pigliava fischi per fiasco tante volte, no? Allora dicevano Mario Trevi non spende una lira quando eravamo maggiori, perché non lo conoscevano. Non conoscevano che lui aveva tutti quelli che tengono per la famiglia, si chiudono in casa loro e non vogliono fare sapere niente. Io andavo a trovare Mario Trevi quando non ero ancora Nino D'Angelo e quando non potevo uscire di casa. Io quando potevo uscire a casa col caschetto mi rifugiavo a casa di Mario. Mario mi portava nella sua stanza di dischi, faceva il collezionista, no? E mi faceva, mo ti faccio sentire a Viviani, e mi mettevo dischi Viviani, ti faccio sentire a Gilda Miglionetti, e mettevamo queste cose qua. Cioè, abbiamo sempre un rapporto di simpatia, di stima. Io penso che oggi Mario Trevi è veramente, ma non Mario Trevi, come ti ho detto prima, tutte le persone che poi, Mario Trevi oggi è uno dei più grandi pure perché è la storia, cioè Mario Trevi è la storia della canzone napoletana, non è solo Mario Trevi. Mario Trevi è uno di quelli là che quando lo vedi chi ha seguito la canzone napoletana si ricorda il Festival di Napoli. Io quando dice Mario Trevi, chissà perché mi ricordo il Festival di Napoli, la prima cosa che mi appare, non mi appare il Mario Trevi che ho conosciuto io, ma mi appare il Mario Trevi del Festival di Napoli, Mario Trevi Mesa Piazza Gesù, Mario Trevi Frenesia, cioè proprio, a parte i successi che ha avuto troppo, ma il vero Mario Trevi, cioè il Mario Trevi che consegnerà la storia, a parte indifferentemente, ma tanta canzone. Per me Mario è uno di quei pochi che rappresenta la vera canzone napoletana. Che oggi la canzone napoletana che cos'è? Qual è? Non lo sappiamo più. Mario Trevi è la canzone napoletana. Poi sono venuti in urne e ha diritto si fino da Maneca. E poi è iniziata un'altra Napoli, però con tutto ciò io ti dico che i veri cantanti napoletani erano quelli là del Festival di Napoli e Mario sicuramente è uno di questi qua grandi, proprio, lo dico proprio con la forza del cuore.